Grazie a voi, pubblico così numeroso, in queste 3 serate, queste 3 rappresentazioni, dove avete fatto l'onore di essere veramente in tanti. E i nostri 70 anni di compagnia sono stati 70 anni nei quali abbiamo cercato di portare delle risate, di portare il buon umore, e i nostri incassi li abbiamo sempre devoluti tutti in beneficenza, tant'è vero che siamo arrivati adesso a non avere neanche un soldo in cassa. E allora siamo dovuti rivolgere a degli enti perché ci aiutassero a mettersi in scena questa commedia. E allora quindi è duopo ringraziare. Ringraziamo il Comune nella persona dell'assessore Ilaria Bozzo, ringraziamo il CIV perché ci ha donato lo striscione che avete visto all'inizio del paese, ringraziamo la Proloco per averci offerto i manifesti, ringraziamo la Floricultura Castagnola che come ogni volta ci regala queste belle piante, ringraziamo i signori Gallo, Laura e Massimo perché loro si prestano sempre a fare le prenotazioni, e infine la signora Loredana Cardone per aver offerto il rinfresco che troverete fuori quando uscite, un pezzo di torta e un bicchiere di vino. Berrete e mangerete alla nostra salute, sperando di poter continuare ancora per tanti anni ancora. Una cosa, questi incassi di queste serate, noi penso che voi ne sarete d'accordo, abbiamo pensato di donarvi ai primo